Sono sull'isola di San Michele e siamo proprio qui di fronte a Venezia, di fronte alle fondamenta Nove, e su quest'isola è successo di tutto. San Michele, che naturalmente è patrimonio UNESCO, come tutto il resto della città e della laguna, con Napoleone è diventata il cimitero di Venezia. Ma qui tutto è cominciato molto prima, attorno all'anno 1000. Non so se è San Romualdo, ma facciamo finta che sia San Romualdo, che è importantissimo perché è venuto qui su quest'isola in eremitaggio e ha fondato l'ordine dei Camaldolesi. Dopo il 1200 ci fanno un'abbazia. Nel 400 qui c'era un grande centro culturale, una scuola di grammatica, una biblioteca, però... Soprattutto San Michele diventa un centro cartografico, un genio, Fra Mauro. L'ha fatta lui. Siamo nel 1450-1460. Lui qui raccoglieva tutte le testimonianze dei monaci che venivano dall'Etiopia, aveva anche i resoconti di Marco Polo. Insomma, mette insieme questa che è, non so se è la prima, ma una delle prime mappe del mondo. Non è quella originale, però era uguale. Comunque, per me qui l'interesse sta qua. In questa vigna assolutamente speciale che Yasra, iraniana, sta cercando di potare a modo suo. Qua per esempio partiamo da qua, divisi in due. Dobbiamo ragionare un po' come ragionano loro. Poi c'è anche Colin che è qui per ritrovare un po' di natura. Sono australiana, che è un paese nuovo, poter lavorare in un luogo storico con la cupola e la mappa di Fra Mauro mi commuove. Fanno parte di un'associazione no profit e con loro c'è un sacco di altra gente di tutte le nazionalità. Abbiamo un'americana, la isola, la serba, la gallina. la gallina, sì. la serba, la rumena, la ungherese. Copriamo tutto il pianeta. Insomma, è Venezia, ragazzi. Venezia è così ormai. Attira, coinvolge e seduce persone da tutto il mondo. Cioè, siete una capitale mondiale. La contraddizione che secondo me è lì, i due poli. Siete rimasti 50.000, Sì. Sì. che è un paese, scusate, Sì, ecco, vero, è il quartiere di una grande città. È vero. E siete una capitale mondiale. Pare un controsenso. Ma a proposito, di che associazione stiamo parlando? Laguna del Bicchiere, le vigne ritrovate. E cosa fa? Com'è nata l'idea? Nel 2008 abbiamo saputo che i frati abbandonavano questo vigneto, la cantina, eccetera. E allora per averla dal comune in affidamento abbiamo dovuto creare l'associazione, quindi è dal 2008 che esiste Laguna del Bicchiere. E vi siete messi in testa di andare in giro per Venezia, recuperare le vigne abbandonate, Sì. e quindi riattivarle. E tra i vostri obiettivi appunto è ritrovare queste vigne nascoste e poi il recupero dei vigneti del centro storico. Certo, e recuperare e farne un vero e proprio luogo produttivo. Ma allora questo legame tra Venezia e le vigne, cioè se uno deve giudicare da turista, no? Pensa che a Venezia ci siano certo molte attrazioni, molti aspetti, ma non la vive come città anche agricola. Allora, ovviamente l'agricoltura era nelle isole e non nel centro storico. Nel centro storico però c'erano e ci sono ancora molti conventi. Quando facevano un convento la prima cosa che mettevano era la vite e l'ulivo, i due simboli cristiani. E naturalmente qui a San Michele non c'è solo la vigna. E qui avete la cantina. Esatto, una cantina del 500 che noi abbiamo anche, logicamente anche questa recuperata e che ci serve per la fermentazione di queste uve salmastre, uve salse. Ah, Si giusto. possono definire uve salse. Perché il clima, la terra, il sale, si Esatto. sente anche nel vino, suppongo. Si sente nel vino, infatti chiamiamolo il suo terroir, è un terroir marino. È bello il terroir, che invece in realtà è, non lo so, un acquar, ma vabbè. Esatto. In questo bicchiere c'è praticamente la laguna nel bicchiere. Le vigne ritrovate.